L'omicidio del 39enne Bled Ardesia a Paderno del Grappa, eseguita in mattinata l'autopsia sul corpo martoriato di coltellato lunedì, luogo del delitto e auto della vittima all'esame degli specialisti del RIS di Parma. Giovane donna sequestrata e picchiata dal convivente in un casolare abbandonato nel Veronese, liberata dalla polizia, arrestato il presunto aguzzino, un ventenne di origini marocchine. Casa rurale in fiamme in località Marzana, nel capoluogo scaligero, massiccio intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio all'edificio di 3 piani. Un'anziana risulta attualmente dispersa. 13° colpo di Fleximan in Veneto, nella notte colpito un autovelox fisso lungo la strada provinciale brentana. Villa del Conte nell'Alta Padovana, il misterioso giustiziere ha lasciato un cartello. Autonomia, il voto in Senato, seduta in corso, astenuta Azione, contrari Italia Viva, PD e Verdi. Il nodo per l'opposizione resta quello dei LEP, esulta la maggioranza. La disperazione di migliaia di lavoratori del settore ittico veneto, messo in ginocchio dal granchio blu in corteo a Venezia fino al Palazzo Grandi Stazioni per chiedere l'aiuto delle istituzioni. Il ricordo del grande campione Gigi Riva, morto a 79 anni, nei ricordi dei tifosi veneti, esempio solo per le vecchie e nuove generazioni, raccontano ai nostri microfoni. TG del Veneto in diretta come sempre, buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est. Martedì partiamo con il sondaggio di Ring di questa sera, che è dedicato al limite dei 30 km orari nei centri storici delle città, sotto la spinta della scelta della città di Bologna, ed è dunque questo il quesito che vi pone la trasmissione questa sera: abbassare i limiti a 30 km all'ora nelle città. Siete d'accordo? Potete partecipare come sempre attraverso una telefonata a 2 numeri, lo 0422 16 26 691 per il sì, lo 0422 16 26 690 invece per il no. L'esito del sondaggio questa sera in prima serata. Partiamo con la cronaca, siamo all'omicidio di Paderno. Bled Ardesia è stato raggiunto da numerose coltellate, oltre 20 tagli che sono stati riscontrati in tutto il corpo, anche sul collo e alla testa. Il fendente che lo ha ucciso però è stato quello che ha colpito al polmone, causando un'emorragia. Questa mattina l'autopsia sul corpo del giovane padre. Sarebbe emerso questo dunque dall'autopsia sul corpo del 39enne di origine albanesi, trovato morto domenica mattina in un'area boschiva di Paderno del Grappa. Un'aggressione feroce che non gli ha lasciato scampo, colpi inferti con estrema violenza, probabilmente da un uomo. Bled ha tentato con tutte le forze di difendersi ed evitare i colpi, tanto da cercare di fermare il coltello prendendo la lama con la mano. Sono tante le ferite da difesa, ora è caccia al killer, anche se non si esclude la presenza di complici. Nulla viene escluso, ma la pista più seguita è quella passionale. Sono stati effettuati anche gli accertamenti per valutare se avesse avuto rapporti sessuali prima del decesso. Le indagini dei carabinieri sono serrate. E proseguono dunque le indagini, ma lunedì intanto arriveranno i tecnici del RIS di Parma. Intanto il sindaco di Asolo ha espresso la sua vicinanza. Bled aveva 2 figli piccoli, dunque piena vicinanza, saranno sostenuti anche economicamente. Movente passionale, movente economico, una doppia vita, tanti punti di domanda. Si infittisce il giallo sul decesso di Bled Ardesia, il giardiniere tuttofare trovato morto domenica mattina nei boschi di Paderno di Pieve del Grappa. Lunedì i tecnici del RIS di Parma andranno a scandagliare tutta l'area dove si è consumato il massacro del 39enne, padre di una bambina di 10 anni e un bimbo di 2, colpito con oltre 20 coltellate. Dopo che i militari hanno fatto una prima perlustrazione con il metal detector per rinvenire l'arma usata per l'assassinio, gli uomini del reparto investigazioni scientifiche controlleranno non solo il luogo del delitto, ma si concentreranno anche sulla Mercedes di Dedia, sotto sequestro, all'interno della quale sono stati trovati alcuni effetti personali della vittima, compreso il telefono cellulare che il o i killer hanno lasciato sul posto. Gli inquirenti infatti non tralasciano alcuna pista, compresa quella che ad agire siano state più persone. Intanto nella casa di Casella d'Asolo, dove il 39enne viveva con la famiglia, c'è solo dolore. Il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, ha voluto esprimere la sua completa vicinanza alla moglie e ai figli di Bled Ardesia. Come cittadinanza, come amministrazione, ci siamo già messi a disposizione della famiglia per qualsiasi tipo di necessità possa avere, in particolare nei confronti di 2 minori.
Penso che da parte di tutti noi ci sia tutta la volontà di essere vicini a loro in questo momento tragico, in questo evento inspiegabile che sta facendo riflettere tutti noi. Un evento inspiegabile. Saranno l'autopsia e le indagini dei carabinieri del RIS a chiarire cosa possa essere accaduto tra sabato e domenica scorsi e a trovare le tracce per incastrare chi ha ucciso Bledar Dedia. La cronaca ci porta a Verona. Una giovane donna era stata sequestrata e picchiata dall'uomo con cui viveva in uno stabile abbandonato a Verona. È stata liberata dalla polizia che ha arrestato il presunto aguzzino, un giovane marocchino ora in carcere. La ragazza, trattenuta contro la sua volontà in una sorta di tugurio nei pressi della stazione ferroviaria, è stata trovata in stato di shock con segni di violenza sul volto e sul corpo. A dare l'allarme era stata la sorella della vittima, chiamando la questura di Cremona, che ha poi attivato i colleghi di Verona. Gli agenti sono riusciti a penetrare nella casa forzando il lucchetto che bloccava l'ingresso. Accompagnata al pronto soccorso, la donna è stata visitata, curata dai sanitari, poi ha sporto denuncia, permettendo così l'arresto del presunto autore della violenza, un marocchino poco più che ventenne. Dalle 11:10 di oggi i vigili del fuoco stanno intervenendo in località Marzana, Verona ancora, per spegnere l'incendio generalizzato di una casa rurale disposta su 3 livelli e un'anziana risulta dispersa. Le squadre dei vigili sono arrivate da Verona, Caldiero, Bardolino con 8 automezzi, tra cui un'autoscala, 4 autobotti con 19 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia. Hanno operato per spegnere gli ultimi focolai del rogo della struttura in parte collassata. In azione gli operatori del nucleo regionale dei Vigili del Fuoco proveniente da Venezia. È il 13° colpo. Fleximen di nuovo colpisce in Veneto, questa volta ad essere colpito è un autovelox che si trova nella strada del Piovego, siamo nel comune di Villa del Conte. Fleximen sta arrivando, una rivendicazione, la prima quella lasciata dal misterioso giustiziere dei Velox in un foglio bianco rigorosamente incellofanato con la scritta in stampatello maiuscolo colorata di nero. L'ultimo blitz ha abbattuto, segato di netto alla base con un flessibile come d'abitudine, uno dei 2 rilevatori fissi tarati sui 70 km orari lungo la strada provinciale 46 Brentana a Villa del Conte. Da 1 anno e mezzo questo Velox e il gemello, ancora attivo a mezzo chilometro di distanza, erano stati installati dalla Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, un'azione improvvisa, spiega Sara Gaiani, da gennaio presidente della federazione. Il numero di sanzioni che veniva irrogato era ormai bassissimo e pertanto non ritenevamo che fosse tra quelli killer così definiti dalla cittadinanza. Ci teniamo a condannare questa azione illecita, oltre che ritengo irresponsabile. Un morto e diversi feriti, da qui la decisione di installare il rilevatore lungo la strada provinciale, salutato dai residenti che non riuscivano a immettersi in carreggiata. Non ci nascondiamo dietro a false accuse su un principio di fare cassa. Ricordiamo che il codice della strada prevede esplicitamente che le sanzioni, i proventi di sanzioni vengano utilizzati per sicurezza stradale, quindi per garantire una migliore viabilità ai nostri concittadini. Il numero di sanzioni irrogate peraltro in questi ultimi tempi è particolarmente irrisorio, è evidente che non c'era un principio di fare cassa ma di sicurezza. Sui rilevatori fissi sono in corso valutazioni da parte dei 10 sindaci della federazione. In questo momento non verrà ripristinato, ci riserviamo di fare le opportune valutazioni insieme agli altri colleghi. Al vaglio degli agenti della federazione che hanno informato la procura le immagini registrate dalle telecamere anche dallo stesso rilevatore abbattuto. Una traccia, insomma, Fleximen potrebbe averla lasciata. Nel frattempo a Villa del Conte la voce dell'ultimo blitz si è diffusa in un lampo. Sinceramente, non so se essere contento o essere triste. Lei la fa quella strada? Sì, 3-4 volte a settimana. E 70 all'ora secondo lei è giusto? Sì, 70 all'ora sì, si può accettare. E quello dopo, quella poncia che 50 all'ora non va bene. Trovo giusto che ci siano dei Velox su strade, magari più in centro. Quello lì lo trovo un po' superfluo, sinceramente. 70 all'ora è poco, insomma, lì. No, oddio, 70 all'ora diciamo che è giusto. Se la tolleranza fosse 10 km in più, allora sarebbe più accettabile. Invece di 5, 10 sarebbe più tollerabile. Quelli ci vogliono in tanti posti per regolare la velocità, perché sennò in tanti posti sono messi un po' a disagio, dove magari a 70 si potrebbe andare anche a 90. 70 all'ora
penso che sia giusto. Ma andare in giro a tagliare autovelox e tanti che lo premiano? Mi astengo, non commento. C'è un aggiornamento, è stata rinvenuta deceduta la donna dispersa nell'incendio di Marzana, vi abbiamo dato una notizia poco fa, alle 17:30 è stata rinvenuta dai vigili del fuoco all'interno del casolare di Marzana il corpo privo di vita dell'anziana dispersa in mattinata. Il casolare nella tarda mattinata era stato interessato da un devastante incendio, dunque purtroppo l'aggiornamento, le condizioni della donna, è stata trovata morta, la donna che era dispersa inizialmente. E torniamo al caso Fleximen, perché è stato oggetto del sondaggio di Ring di ieri sera. Sorprendente il risultato, al suo fianco si è schierato il 73,1% delle persone che hanno votato. Urca! Vabbè. Beh, 73,1%. Altro che criminale, Fleximen sta seminando consensi. A confermarlo, se non bastasse il murale Sadui dedicato apparso in via del Padovanino a firma del noto writer Heavy Rain, anche l'esito del sondaggio di Ring di ieri sera. Alla domanda "condividete la sua azione?" a sorpresa ha risposto sì il 73,1% dei partecipanti, che sono stati oltre 2.500. Il no si è fermato a 26,9%. Un trend, quello degli odiatori del Velox, innescato con tutta probabilità dalla vicenda del Velox killer di Cadoneghe, comune del Padovano, che ha immortalato multandoli la condotta di almeno 30.000 automobilisti, innescando una guerra senza precedenti contro le sanzioni, che poi sono state ritirate. Alla politica ora, dopo il 13° Velox, ha battuto il compito di interrogarsi su questi strumenti installati come dissuasori di velocità, percepiti dagli utenti però come un modo per far cassa. Io ho un autovelox e non l'ho mai utilizzato. O meglio, l'ho utilizzato una volta spento, perché credo che l'autovelox debba servire a ridurre magari la velocità in maniera preventiva, ma non a fare cassa per il comune. Negli anni passati molte amministrazioni li hanno messi anche per far cassa, bisogna essere onesti. Concordo con Pettenò che ci sono strade e strade. Io credo che su questo non bisogna farne un tema di partito, un tema ideologico. Nonostante nei suoi confronti la condanna della politica sia unanime, Fleximen è già stato eletto dai social un eroe, se non altro per aver innescato un dibattito sull'opportunità del Velox come strumento di sicurezza stradale in mano ai primi cittadini. Anche amministratore te lo fa capire. Faccio un esempio: a Castelfranco Veneto ho dovuto agire sulla leva dell'IMU per compensare le maggiori spese e qualcuno delle opposizioni mi aveva suggerito di mettere un autovelox. Ho detto: signori, guardate che a noi servono dei soldini per compensare maggiori costi energetici, queste cose qua, non per i soldi che derivano dall'autovelox, sono per fare sicurezza, non per far cassa. L'autonomia in Senato, votato il disegno di legge, votazione appena conclusa, passa dunque il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Le prime parole, le dichiarazioni del Presidente Luca Zaia. Il successo di questo primo passaggio parlamentare rappresenta la pietra miliare che segna l'accelerata finale verso un traguardo di rinascita per il Paese, per tutto il Paese. Dichiarazioni immediate anche quelle del senatore dell'opposizione Andrea Martella, che dice: il provvedimento sull'autonomia differenziata che è stato votato oggi al Senato non sarà la terra promessa raccontata. Ripercorriamo questo lungo pomeriggio in Senato con il prossimo servizio. Questa legge quadro, che porterà a far entrare in vigore il tema dell'autonomia differenziata, diventerà realtà se e quando saranno finanziati adeguatamente i livelli essenziali di prestazione. L'autonomia non è per forza un male, non è un vessillo per le regioni del centro-nord, ma la proposta di questo governo non ci convince. Dove sono i LEP? È del senatore Marco Lombardo Azione, la prima voce a parlare dagli scranni del Senato. Ore 16:30 si parte. L'atto conclusivo, la dichiarazione di voto sull'autonomia differenziata, finalmente sbarca in Senato, anticipata già dalle prime ore del mattino da decine di dichiarazioni e mezzo stampa. Preoccupato per equità sociale ed unità nazionale del Paese che questa legge mette fortemente a rischio, il Movimento 5 Stelle del Veneto. La voce è quella della senatrice Barbara Guidolin. Parla invece di giornata importantissima, soprattutto per il Veneto, Mario Conte in qualità di presidente ANCI. Il voto è un passaggio cruciale per una riforma, dice, che unisce responsabilità e efficienza dell'azione amministrativa e risposte per i cittadini. Centrodestra che corre compatto con il senatore Luca De Carlo ieri a Ring. Io credo che i miei amici di percorso alleati vedano l'autonomia come noi oggi solo perché c'è un governo Meloni.
non certo perché ci sono stati altri governi. Grazie al patto di maggioranza, all'urlo del senatore Romeo, Lega, così il capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Alberto Villanova. L'autonomia è il motivo che ci ha spinto tante persone come me a fare politica, a scendere nel campo della politica, ed è una bandiera che noi portiamo veramente alta, perché è la bandiera che ci spinge a impegnarci ogni giorno per questa battaglia che, come dicevo, è una battaglia di tutti i veneti, una battaglia della regione, anche di chi non vota la Lega. Il primo voto contrario arriva alle 16:50 con Italia Viva. Questa non è una legge attuativa e, come tutte le leggi, deve avere le sue risorse, che in questo caso invece mancano, anzi addirittura sono escluse. Seguita da Alleanza Verdi-Sinistra con il senatore De Cristoforo. I primi sì arrivano invece da Noi Moderati, parla un emozionato Antonio De Poli, e dal Partito per le Autonomie. Vigileremo, così Forza Italia. Il Paese, Presidente, è già spaccato. Il nodo resta quello dei LEP, lo ribadisce il Partito Democratico in aula. Per attuare i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese occorrono nuove risorse, e che il governo e la maggioranza che lo sostiene non hanno alcuna intenzione di reperire tali risorse. 110 voti favorevoli, 64 contrari, 30 astenuti, così il Senato approva in prima lettura il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Un'ultimissima arriva invece da Martellago e ci riporta a parlare di cronaca. Nel tardo pomeriggio è stato ripescato nel fiume Dese il cadavere di una donna, sul posto ci sono i vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri. Ancora la cronaca con Rovigo, dove la squadra mobile della questura sul provvedimento della procura ha eseguito un sequestro di 169.666 euro ad un funzionario dell'Agenzia delle Dogane ed una guardia particolare giurata, entrambi accusati di peculato continuato nei confronti di un altro italiano ed un moldavo. Il funzionario era stato responsabile dello stabilimento di deposito Monopoli di Stato di Adria, nel cui centro era impiegato anche la guardia giurata. Avrebbero venduto oltre 1.400 kg di tabacchi esteri destinati alla distruzione, dopo che erano stati sequestrati e depositati nello stabilimento, incassando 147.000 euro. I fatti avvennero tra il gennaio 2020 e febbraio 2022. Pochi secondi di pubblicità, poi ancora con le notizie dal Veneto. Ben ritrovati, ripartiamo da Venezia con la protesta dei commercianti pescatori questa mattina davanti a Palazzo Grandi Stazioni. Sentiamo le loro ragioni. A fronte della disperazione dei nostri pescatori, aiutateci, si riassume in una sola parola, in un appello semplice quanto drammatico, la disperazione di migliaia di lavoratori del settore ittico veneto, messo letteralmente in ginocchio dalle razzie del granchio blu e che chiede provvedimenti urgenti a tutti i livelli della politica. 1500 imprese a rischio chiusura totale di un consorzio che produce 70 milioni di euro di fatturato e 1500 imprese. Il granchio blu sta distruggendo un'economia strategica per il Veneto. Un corteo di centinaia di persone sfila per Venezia. Lo guida tra gli altri Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, rappresentante di un territorio che sta pagando un prezzo altissimo ed è arrivato al limite dell'esasperazione. La situazione non è grave, è drammatica, sono mesi che praticamente le nostre famiglie, 1500 famiglie senza reddito ormai da 3-4 mesi, quindi la situazione ormai non è solo economica ma anche sociale, si riversa completamente sul territorio con veramente delle famiglie in grandissima difficoltà. Ad attendere i manifestanti davanti al Palazzo Grandi Stazioni, l'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari. Sin dal luglio dell'anno scorso abbiamo chiesto che venissero attivati degli strumenti emergenziali a sostegno di questo settore in termini di capacità, per esempio, di posticipare i mutui, posticipare il pagamento delle bollette, perché queste aziende, queste persone rischiano veramente di non poter vedere con fiducia il futuro e di non poter andare avanti. Intanto in Consiglio regionale le opposizioni sono sulle barricate. Per idem Montanariello e Zottis, i 10 milioni di euro stanziati dal governo sono ancora fermi perché mancano i decreti applicativi e dei quasi 3 milioni di euro per il Delta del Pone sono arrivati appena 350.000. A livello regionale poi l'Emilia-Romagna ha stanziato 2 milioni e mezzo di euro, il Veneto 180.000. Intanto i manifestanti a Venezia hanno viste accolte le richieste avanzate in regione. Abbiamo chiesto alla Regione di farsi portavoce presso il Ministero delle Risorse Agricole e Comunitarie di sbloccare i fondi che sono stati stanziati, 10 milioni di euro e anche l'applicazione dello stato di emergenza.
Chiediamo inoltre che sul Delta del Po venga nominato un commissario ad acta che possa affrontare con procedure più snelle l'attuale situazione. Nuovo sit-in delle mamme arcobaleno davanti al Tribunale di Padova questa mattina, giornata di udienze. Si sono date appuntamento davanti al Tribunale di Padova una rappresentanza delle mamme arcobaleno. Oggi una nuova udienza per discutere dell'impugnazione da parte della Procura delle registrazioni all'anagrafe di figli di 2 mamme fatta dal comune padovano. Si tratta, in questo caso, di 2 gemelline nate nel settembre del 2023. Speriamo che sia l'ultima, nel senso che avevamo creduto di aver finito il 19 dicembre, invece ci è arrivata durante le vacanze questa ulteriore notifica. Speriamo sia stato l'ultimo regalo, se così lo vogliamo chiamare, della precedente procuratrice. Sono 36 i casi con le famiglie coinvolte in questa vicenda giudiziaria. È un iter molto faticoso da un punto di vista psicologico, emotivo, è molto stressante, ma ovviamente noi dobbiamo difendere i nostri figli, quindi fino all'ultimo non cederemo il passo e lotteremo affinché i nostri figli abbiano i diritti che meritano. La decisione dei giudici è attesa nelle prossime settimane tramite mail agli avvocati delle mamme arcobaleno. Siamo qui per sostenere le famiglie, siamo qui per far vedere che siamo stufi di essere attaccati dalla politica omofoba e siamo qui per reclamare il nostro diritto di essere genitori e di proteggere i nostri figli e le figlie. Morte di Gigi Riva, con lui se ne va un punto di riferimento per generazioni di italiani e anche i bassanesi tributano un saluto a Rombo di Tuono. Un rombo di tuono che ha lasciato un grande silenzio in tutto il mondo dello sport, ma che ha lasciato al tempo stesso un grande ricordo che va oltre i suoi gol, oltre il suo straordinario successo con il Cagliari, con la nazionale. Gigi Riva è uno di quei personaggi che fanno parte della storia del calcio e che continueranno a farne parte. Noi abbiamo raccolto il ricordo dei bassanesi, sentite. Me la ricordo, e ha fatto dei belli anni e tanti gol. Quanto mancherà un personaggio come Gigi Riva al calcio italiano? Mancherà purtroppo parecchio. Gigi Riva era un bambino, era Rombo di Tuono, era un personaggio molto famoso e come dicono tutti sempre fedele alla sua maglia. Quindi da bambino, cosa vuoi dire di Gigi Riva? Gigi Riva era il massimo, era la forza. Quando scattava ho visto Messico, io ero bambino e ho visto, era una cosa stupenda. Un gran campione, una gran persona, veramente un modello da seguire. Un personaggio e una persona che mancherà quanto al calcio italiano, visto anche quello che lui ha fatto col Cagliari, ma quello che lui ha fatto anche con la nazionale? Sicuramente mancherà tantissimo, era un esempio, una persona da seguire, da dare l'esempio ai grandi, ma soprattutto ai piccoli. È un esempio. Dovrebbe essere un esempio specialmente oggi per molti calciatori, cominciando qui da Vicenza. Lui ha avuto quel senso di appartenenza, anche se non era nato in Sardegna, ha saputo creare quell'appartenenza che è molto importante nel mondo del calcio, che oggi proprio non esiste solo il dio denaro. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Si profilano giornate di tempo stabile e asciutto grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio di mercoledì 24 gennaio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiore nuvolosità sui rilievi. Fino al mattino possibili foschie o banchi di nebbia. Temperature stazionarie o in lieve locale aumento, minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime tra 7 e 9 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere poco nuvoloso, tuttavia in pianura nella notte fino al mattino saranno possibili delle foschie. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato o velato con annuvolamenti specie dal pomeriggio sera. Temperature minime tra 2 e meno 2 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.